Dopo 5 anni il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino torna alle urne ricandidandosi come primo cittadino della sua città Aragona. Lo fa per dare a se stesso, come sindaco di un'importante città della provincia di Agrigento, una seconda possibilità, quella di rinascere dopo il buio degli ultimi 2 anni di pandemia che hanno impedito alla sua amministrazione di completare molte delle opere in agenda. Oggi si presenta anche il nuovo logo della lista, Peppe Pendolino, sindaco. Il futuro è insieme. Alla conferenza stampa presente, oltre che al sindaco di Aragona Pendolino, anche il vice sindaco Francesco Virone, l'assessore allo sport e turismo e spettacolo Maria Grazia Licata, l'assessore al bilancio patrimonio personale Mariella Sardo e l'assessore servizi sociali e istruzione Stefania Di Giacomo Pepe. Ma guardi, questa scelta è dettata dal fatto di voler portare a compimento tutto quello che questa amministrazione ha iniziato. Diciamo che non è che non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, siamo stati ostacolati dalla crisi finanziaria prima, che finalmente diciamo, siamo nella fase di riequilibrio dei conti, e si vede anche dal fatto che i servizi iniziano a funzionare bene. Aragona è da più di 3 anni che non subisce più uno sciopero per la raccolta dei rifiuti o ha carenza di acqua, tranne quando ci sono le rotture idriche. E dalla pandemia dopo, perché voglio dire, la pandemia ci ha bloccato tutti i progetti e i programmi sullo sviluppo turistico di Aragona, che speriamo di riprendere e portare a compimento nella prossima legislatura. Poi abbiamo puntato tantissimo sulla progettazione e la richiesta dei finanziamenti pubblici, che ci siamo riusciti, abbiamo centrato l'obiettivo, abbiamo 30 opere pubbliche finanziate, appaltate, molte, qualcuna è stata completata, tantissime sono in fase di esecuzione, tantissime altre partiranno a giorni. E qualcuno ogni tanto dice ci vorrebbe la campagna elettorale ogni 5 anni per fare le cose. No, non è così. Voglio precisare ai miei concittadini che tutto questo che sta partendo ora è frutto di un lavoro di 5 anni, non è frutto che dall'oggi a domani si riesce a realizzare, ma c'è un lavoro certosino mio, della Giunta e di tutti i componenti della coalizione, ognuno per la propria parte e per la sua piccola parte, per raggiungere questi obiettivi. Come paese diciamo che sta meglio, le casse comunali non sono fiorenti, però dobbiamo capire che proveniamo da un dissesto finanziario, siamo riusciti a riequilibrare, abbiamo presentato il bilancio riequilibrato al Ministero, aspettiamo che il Ministero ce lo approvi. Comunque le casse comunali non sono in sofferenza, come dicevo un momento fa, riusciamo benissimo a pagare tutte le imprese, tutte le ditte dei servizi di Aragona, infatti non subiamo scioperi proprio per questo. Dopodiché diciamo che se continuiamo su questa scia e se continuiamo a lavorare in maniera efficiente ed efficace e dedita al risparmio, questo comune presto, al di là delle difficoltà dei minori trasferimenti sia regionali che nazionali, potrà dire di essere un comune virtuoso. E io penso di governare Aragona come ho governato. Diciamo che cambia il punto di vista, perché una volta che abbiamo completato tutti i siti architettonici di Aragona, quali il Palazzo Principe, dove abbiamo scoperto la scala settecentesca del Principe, dove c'era la leggenda che non era una leggenda, che il Principe saliva a cavallo nei piani superiori, abbiamo trovato proprio le pedate, abbiamo trovato i pavimenti del 1700 che stiamo facendo emergere, stiamo ristrutturando la chiesa della Mercede, stiamo ristrutturando la chiesa del Carmine, stiamo ristrutturando la biblioteca comunale, che diventerà punto di informazione turistica e pure centro conferenze con sistemi audio e video fissi. Quindi questo sarà il futuro di Aragona. Il futuro di Aragona è avere le infrastrutture per poi poter fare il turismo, perché senza infrastrutture non si può fare turismo. Volevo precisare che fino al 2007 ad Aragona, se veniva qualcuno, non c'era un posto letto. Oggi siamo riusciti a raggiungere